Presidente, affrontiamo anche l'altra questione, quella della fauna selvatica, se c'è qualche novità. Quando non ne parliamo sembra che il problema sia risolto ai non addetti ai lavori e chi non se ne occupa. In realtà è bene ricordare che non è propriamente così. A che punto siamo dal punto di vista normativo, di tutele, di interventi e se il problema sussiste in che termini? Quindi cinghiali sostanzialmente, il resto della fauna selvatica, non apriamo il versante orsi e lupi perché dopo che ci ascoltano dalle zone montane trasalgono, no? Però se vuole accennarne. Ma è chiaro che noi avevamo chiesto un commissario, è stato nominato un commissario che era legato più che altro all'impatto che potrebbe avere la PSA sulle nostre produzioni d'eccellenza, penso ad esempio allevamenti di suini. Oggi io credo che l'unica cosa positiva che possiamo dire è quella che abbiamo raggiunto un accordo insieme alla Regione Veneto, un protocollo dove assieme agli agricoltori, ritorna questo refrain che le dicevo, il ruolo dell'agricoltura proprio nella gestione territoriale, ecosistemica, ma anche come mitigazione degli impatti della fauna selvatica, abbiamo chiesto appunto all'interno di questo protocollo dove noi potessimo richiedere alla Polizia Provinciale le gabbie, i chiusini, qualora dimostrassimo che abbiamo avuto dei danni legati alla fauna selvatica e quindi contribuire nella cattura previa poi la comunicazione 48 ore prima alla Polizia Provinciale dell'avvenuta cattura. Questo credo che sia un grande risultato perché ci dà, cos'è che ci dà? Ci dà la dimensione di quello che è il passaggio da un criterio di protezione assoluta a quello di gestione. Cioè qui si rischia sempre di far passare il messaggio che gli agricoltori vogliono ammazzare gli animali. No, noi vogliamo essere in equilibrio con quella che è l'attività imprenditoriale, con la tropizzazione dei territori e quelli che sono i massimi carichi sostenibili della fauna selvatica. Questo è un concetto fondamentale che oggi nella 197 non è presente, tant'è che ancora qualche anno fa avevamo chiesto di cambiare la 197 della legge sulla fauna selvatica. No? Cioè se noi passiamo ad un criterio, come fanno in giro per l'Europa anche i più grandi stati cosiddetti green, no? Se pensiamo all'Austria, adottano dei sistemi di gestione e quindi i carichi sostenibili, l'agricoltore che non deve subire gli impatti della fauna selvatica o se qualora fosse ci deve essere un ristoro adeguato e non ristori, voglio dire, minimali, perché noi non lavoriamo per prendere gli indennizzi dei danni da cinghiali, noi lavoriamo per portare sulle tavole degli italiani le nostre produzioni. Quindi se possiamo darci così, al netto di quella che è l'impasse che oggi si ha a livello nazionale, il commissario sta cercando logicamente attraverso tutti i contatti che ha di trovare la quadra, ma non è facile. In Veneto abbiamo fatto questo protocollo che ci permette assieme appunto alle polizie provinciali, insieme alla regione, insieme agli agricoltori di provare a dare una mano a questo problema, che non è solo un problema dell'agricoltura. Guardate che tutto il tema della fauna selvatica incontrollata, a parte in termini di sicurezza nei confronti dei cittadini, ma diventa anche un tema di trasportabilità di zoonosi. Cioè, se pensiamo ad esempio, qui in Veneto abbiamo avuto l'influenza aviaria è legata a quelle che sono le gestioni migratorie dei volatili, quindi vede, in un sistema così atropizzato non possiamo predicare la regressione felice, dobbiamo cominciare a ragionare con quella che è un criterio di gestione. Abbiamo i satelliti, abbiamo i droni, possiamo capire quante masse con le termofotocamere, capire quante masse ci sono in un determinato bosco lì, quali sono le femmine, quali sono gli animali che vanno selezionati. Sì. Questo è possibile farlo. Ma io credo che ormai stiamo parlando di andare a colonizzare Marte, credo, voglio dire, che noi dovremmo sapere. Ma perché non viene fatta? Probabilmente perché occorre appunto innanzitutto modificare la norma, che la norma invece è una norma che nasce su un concetto che aveva anche un senso, che era quella della protezione, no? Poi lì si dividono le specie cacciabili, non specie cacciabili, però bisogna cambiare un approccio e lo si fa tutti assieme, lo si fa noi agricoltori, lo si fa insieme agli ambientalisti, perché io credo che anche gli ambientalisti stessi capiscano e si rendano conto quanta necessità oggi ci sia di governarla e di gestirla questa cosa, perché a tutti noi piace
piacciono gli animali, però non ci sono animali di categoria A e animali di categoria B. C'è una manza in malga che viene sbranata da un lupo e che perde il vitello, oltre al danno economico, è un mancato presidio territoriale. Quindi anche questo è un concetto che va spiegato alla gente, ma va spiegato. Non si può dire no, bene, imbracciamo i fucili, ammazziamo tutto. No, bisogna gestire per avere un'armonia. Ci hanno sempre insegnato che occorre armonia e equilibrio. Con noi di C agricoltori italiani crediamo che questa sia la strada giusta. Assolutamente. Un altro messaggio che è arrivato, siamo però in chiusura: il suo invitato parla bene, ma sono i nostri politici che parlano e intascano denari nostri delle tasse e poi non risolvono niente. Gian Pietro da Campo San Piero. Sì, è un po' come quando si butta la palla in tribuna, nel senso i nostri politici sono l'espressione dell'elettorato, quindi voglio dire, se non vanno bene là, probabilmente un'interrogazione dobbiamo farcela anche noi alla base. Il tema invece è diverso. Il tema è oggi c'è un sistema che sta cambiando, c'è un cittadino che è sempre più attento agli impatti ambientali, c'è un'Europa che si è erta come paladino di questa transizione ecologica. Bene, noi siamo pronti a farlo, lo deve fare anche il sistema politico. Sì, territoriale, nazionale, cioè occorrono, ma nazionale più che altro, perché una regione non è super parte rispetto a una norma, una regione recepisce una norma e quindi quello che le dicevo prima, no? Questo grande piano Marshall che potrebbe partire ad esempio da una gestione territoriale, infrastrutturale, mettendo al centro l'agricoltore, con nuove economie, mettendo al centro la transizione ecologica, è fattibile? Io credo di sì, mettendo al centro anche tutta la questione degli invasi, della gestione delle reti fluviali, della gestione dei reticolati minori, cioè la parte dei flussi delle acque è come un corpo umano, no? C'è le arterie centrali, dopodiché abbiamo tutte le ramificazioni, i terrazzamenti in montagna, cioè la gestione appunto di quelli che sono i territori. Se viene giù la montagna, noi in pianura non abbiamo scampo, se non la rivalorizziamo, e questo lo fai se tu dai valore alle aree rurali. Oggi il grande tema è il ruolo che possono avere le aree rurali nel sistema economico, sociale, ambientale. Bene, insomma, quale miglior ordine del giorno da consegnare oggi alla politica? Quale miglior compitino per casa? Assolutamente. Chiudiamo del messaggio che è arrivato ultimo, che non l'ho letto, riguardava la zona dei Colli Euganei, vediamolo rapidissimamente, così dopo andiamo in chiusura. Abbiamo l'invasione di piccioni negli Euganei, fate qualcosa, questo è un appello da parte dei nostri telespettatori. Allora, grazie al Presidente della CIA di essere stato qui con CIA Veneto, Vicepresidente nazionale Vassarini, grazie di essere stato qui con noi, le auguriamo buon lavoro. Voi telespettatori, grazie di aver partecipato con i vostri messaggi, continuate a scriverci, a sollecitarci le varie tematiche, noi poi quando avremo l'opportunità di averla la prossima volta ben volentieri affronteremo anche altre questioni. Speriamo che non ci siano emergenze, però che sia un periodo tranquillo, dai. Speriamo. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a voi.